Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi continuiamo la lettura del libro Cuore. Se vi ricordate, nel nostro ultimo incontro, vi avevo detto che questa volta avrei letto il racconto mensile. Tutti i mesi il maestro di Enrico legge ai ragazzi un racconto. Quello di questo mese, che vi leggo questa volta, si intitola La piccola vedetta lombarda. Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattina del mese di giugno, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente e tutti guardavano lontano, davanti a sé, con occhio fisso, muti, preparati a vedere da un momento all'altro biancheggiare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici. Arrivarono così a una casetta rustica, circondata di frassini, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo di una dozzina d'anni, che scortecciava un piccolo ramo con un coltello per farsene un bastoncino. Da una finestra della casa penzolava una larga bandiera tricolore. Dentro non c'era nessuno. I contadini, messa fuori la bandiera, erano scappati per paura degli austriaci. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Era un bel ragazzo, di viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli biondi e lunghi. Era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. «Che fai qui?» gli domandò l'ufficiale fermando il cavallo. «Perché non sei fuggito con la tua famiglia?» «Io non ho famiglia», rispose il ragazzo, «sono un trovatello. Lavoro un po' per tutti. Sono rimasto qui per vedere la guerra». «Hai visto passare degli austriaci?» «No, da 3 giorni». L'ufficiale stette un poco pensando. Poi saltò giù da cavallo e, lasciati i soldati lì, rivolti verso il nemico, entrò nella casa e salì sul tetto. La casa era bassa, dal tetto non si vedeva che un piccolo tratto di campagna. «Bisogna salir sugli alberi», disse l'ufficiale e discese. Proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile che dondolava la vetta nell'azzurro. L'ufficiale rimase un po' soprapensiero, guardando ora l'albero ora i soldati. Poi tutto a un tratto domandò al ragazzo: «Hai buona vista tu, monello?» «Io?» rispose il ragazzo. «Io vedo un passerotto lontano 1 miglio». «Saresti buono di salire in cima a quell'albero?» «In cima a quell'albero? Io? In mezzo minuto ci salgo». «E sapresti dirmi quello che vedi di lassù? Se c'è soldati austriaci da quella parte, nuvoli di polvere, fucili che luccicano, cavalli?» «Sicuro che saprei». «Che cosa vuoi per farmi questo servizio?» «Che cosa voglio?» disse il ragazzo sorridendo. «Niente, bella cosa. E poi, se fosse per i tedeschi a nessun patto, ma per i nostri, io sono lombardo». «Bene, vai su dunque. Un momento che mi levi le scarpe». Si levò le scarpe, si strinse la cinghia dei calzoni, buttò nell'erba il berretto e abbracciò il tronco del frassino. «Ma bada!» esclamò l'ufficiale, facendo l'atto di trattenerlo, come preso da un timore improvviso. Il ragazzo si voltò a guardarlo, coi suoi begli occhi celesti, in atto interrogativo. «Niente», disse l'ufficiale, «va su». Il ragazzo andò su, come un gatto. «Guardate davanti a voi», gridò l'ufficiale ai soldati. In pochi momenti il ragazzo fu sulla cima dell'albero, avviticchiato al fusto,
con le gambe tra le foglie, ma col busto scoperto, e il sole gli batteva sul capo biondo, che pareva d'oro. L'ufficiale lo vedeva appena, tanto era piccino lassù. Guarda diritto e lontano, gridò l'ufficiale. Il ragazzo, per vedere meglio, staccò la mano destra dall'albero e se la mise alla fronte. Che cosa vedi? Domandò l'ufficiale. Il ragazzo chinò il viso verso di lui e facendosi portavoce della mano rispose: 2 uomini a cavallo sulla strada bianca. A che distanza di qui? Mezzo miglio. Muovono? Son fermi. Che altro vedi? Gridò l'ufficiale dopo un momento di silenzio. Guarda a destra. Il ragazzo guardò a destra. Poi disse: vicino al cimitero, tra gli alberi, c'è qualcosa che luccica. Paiono baionette. Vedi gente? No, saranno nascosti nel grano. In quel momento un fischio di palla acutissimo passò alto per l'aria e andò a morire lontano dietro la casa. Scendi, ragazzo, gridò l'ufficiale. T'han visto, non voglio altro, vien giù. Io non ho paura, rispose il ragazzo. Scendi, ripeté l'ufficiale. Che altro vedi a sinistra? A sinistra? Sì, a sinistra. Il ragazzo sporse il capo a sinistra. In quel punto un altro fischio più acuto e più basso del primo tagliò l'aria. Il ragazzo si riscosse tutto. Accidenti, esclamò, ce l'hanno proprio con me. La palla gli era passata poco lontano. Scendi, gridò l'ufficiale, imperioso e irritato. Scendo subito, rispose il ragazzo, ma l'albero mi ripara, non dubiti. A sinistra vuole sapere? A sinistra, rispose l'ufficiale, ma scendi. A sinistra, gridò il ragazzo, sporgendo il busto da quella parte, dove c'è una cappella, mi par di vedere. Un terzo fischio rabbioso passò in alto e quasi ad un punto si vide il ragazzo venir giù, trattenendosi per un tratto il fusto ai rami e poi precipitando a capofitto con le braccia aperte. Maledizione, gridò l'ufficiale accorrendo. Il ragazzo batté la schiena per terra e restò disteso con le braccia larghe, supino. Un rigagnolo di sangue gli sgorgava dal petto, a sinistra. Il sergente e i 2 soldati saltarono giù da cavallo. L'ufficiale si chinò e gli aprì la camicia. La palla gli era entrata nel polmone sinistro. È morto, esclamò l'ufficiale. No, vive, rispose il sergente. Ah, povero ragazzo, bravo ragazzo, gridò l'ufficiale. Coraggio, coraggio. Ma mentre gli diceva coraggio e gli premeva il fazzoletto sulla ferita, il ragazzo franunò gli occhi e abbandonò il capo. Era morto. L'ufficiale impallidì e lo guardò fisso per un momento. Poi lo adagiò col capo sull'erba, s'alzò e stette a guardarlo. Anche il sergente e i 2 soldati, immobili, lo guardavano. Gli altri stavano rivolti verso il nemico. Povero ragazzo, ripeté tristemente l'ufficiale, povero e bravo ragazzo. Poi si avvicinò alla casa. Levò dalla finestra la bandiera tricolore e la distese come un drappo funebre sul piccolo morto, lasciandogli il viso scoperto. Il sergente raccolse a fianco del morto le scarpe, il berretto, il bastoncino e il coltello. Stettero ancora un momento silenziosi. Poi l'ufficiale si rivolse al sergente e gli disse: lo manderemo a pigliare dall'ambulanza. È morto da soldato, lo seppelliranno i soldati. Detto questo, mandò un bacio al morto con un atto della mano e gridò: a cavallo! Tutti balzarono in sella. Il drappello si riunì e riprese il suo cammino. E poche ore dopo il piccolo morto ebbe i suoi onori di guerra. Al tramontar del sole tutta la linea degli avamposti italiani s'avanzava verso il nemico e per lo stesso cammino percorso la mattina dal drappello di cavalleria procedeva su 2 file un grosso battaglione di bersaglieri, il quale, pochi giorni innanzi, aveva valorosamente rigato di sangue il colle di San Martino.
La notizia della morte del ragazzo era già corsa fra quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti. Il sentiero, fiancheggiato da un rigagnolo, passava a pochi passi di distanza dalla casa. Quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore, lo salutarono con la sciabola e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo, che era tutta fiorita, strappò 2 fiori e glieli gettò. Allora tutti i bersaglieri, via via che passavano, strapparono dei fiori e li gettarono al morto. In pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto passando. Bravo, piccolo Lombardo, addio ragazzo, a te biondino, evviva, gloria, addio. Un ufficiale gli gettò la sua medaglia al valore, un altro andò a baciargli la fronte. E i fiori continuavano a piovergli sui piedi nudi, sul petto insanguinato, sul capo biondo. Ed egli se ne dormiva lì, nell'erba, ravvolto nella sua bandiera, col viso bianco e quasi sorridente. Povero ragazzo, come se sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua Lombardia. E adesso, dopo questo racconto, c'è una lettera che la mamma di Enrico scrive ad Enrico. E questa lettera si intitola, l'argomento di questa lettera è i poveri. Dare la vita per il proprio paese, come il ragazzo lombardo, è una grande virtù, ma tu non trascurare le virtù piccole, figliuolo. Questa mattina, camminando davanti a me quando tornavamo dalla scuola, passasti accanto a una povera che teneva fra le ginocchia un bambino stentito e smorto e che ti domandò l'elemosina. Tu la guardasti e non le desti nulla, eppure ci avevi dei soldi in tasca. Senti, figliuolo, non abituarti a passare indifferente davanti alla miseria che tende la mano, e tanto meno davanti a una madre che chiede un soldo per il suo bambino. Pensa che forse quel bambino aveva fame. Pensa allo strazio di quella povera donna. Te lo immagini il singhiozzo disperato di tua madre quando un giorno ti dovesse dire: Enrico, oggi non posso darti nemmeno del pane. Quando io do un soldo a un mendico ed egli mi dice: Dio conservi la salute a lei e alle sue creature, tu non puoi comprendere la dolcezza che mi danno al cuore quelle parole, la gratitudine che sento per quel povero. Mi par davvero che quel buon augurio debba conservarsi in buona salute per molto tempo. E ritorno a casa contenta e penso: oh, quel povero mi ha reso assai più di quanto gli ho dato. Ebbene, fa che io senta qualche volta quel buon augurio provocato, meritato da te. Togli tratto tratto un soldo dalla tua piccola borsa per lasciarlo cadere nella mano d'un vecchio senza sostegno, d'una madre senza pane, di un bimbo senza madre. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi perché non li umilia e perché i ragazzi, che hanno bisogno di tutto, somigliano a loro. Vedi che ce n'è sempre intorno alle scuole di poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di carità, ma quella d'un fanciullo è insieme un atto di carità e una carezza. Capisci? È come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore. Pensa che a te non manca nulla, ma che a loro manca tutto, che mentre tu vuoi essere felice, a loro basta di non morire. Pensa che è un orrore che in mezzo a tanti palazzi, per le vie dove passano carrozze e bambini vestiti di velluto, ci siano delle donne, dei bimbi che non hanno da mangiare. Non aver da mangiare, dei ragazzi come te, buoni come te, intelligenti come te,
che in mezzo a una grande città non hanno da mangiare, come belve perdute in un deserto. Oh, mai più, Enrico, non passare mai più davanti a una madre che mendica senza metterle un soldo nella mano. Adesso prosegue il diario di Enrico e l'episodio che racconta questa volta si intitola Il trafficante. Mio padre vuole che ogni giorno di vacanza io mi faccia venire a casa uno dei miei compagni o che vada a trovarlo per farmi a poco amico di tutti. Domenica andrò a passeggiare con Votini, quello ben vestito che si liscia sempre e che ha tanta invidia di De Rossi. Oggi intanto è venuto a casa Garoffi, quello lungo e magro, col naso a becco di civetta e gli occhi piccoli e furbi, che par che frughino per tutto. È figliuolo d'un droghiere. È un bello originale. Egli conta sempre i soldi che ha in tasca, conta sulle dita lesto lesto e fa qualunque moltiplicazione senza tavola pitagorica. Era mucchia? Ha già letto un libretto della Cassa Scolastica di risparmio. Sfido, non spende mai un soldo e se gli casca un centesimo sotto i banchi è capace di cercarlo per una settimana. Fa come le gazze, dice De Rossi. Tutto quello che trova, penne logore, francobolli usati, spilli, colaticci di candele, tutto raccatta. Sono già più di 2 anni che raccoglie francobolli e ne ha già delle centinaia ad ogni paese in un grande album che venderà poi al libraio quando sarà tutto pieno. Intanto il libraio gli dà i quaderni gratis perché gli conduce molti ragazzi alla sua bottega. A scuola traffica sempre, fa ogni giorno vendite d'oggetti, lotterie, baratti, poi si pente del baratto e rivuole lassù indietro. Compra per 2 e smercia per 4, gioca ai pennini e non perde mai. Rivende giornali al vecchio tabaccaio e ha un quadernino dove nota i suoi affari, tutto pieno di somme e di sottrazioni. Alla scuola non studia che l'aritmetica e se desidera la medaglia non è che per aver l'entrata gratis al teatro delle marionette. A me piace, mi diverte. Abbiamo giocato a fare il mercato, coi pesi e le bilance. Egli sa il prezzo giusto di tutte le cose, conosce i pesi e fa dei bei cartocci spedito come i bottegai. Dice che appena finite le scuole metterà su un negozio, un commercio nuovo che ha inventato lui. È stato tutto contento che gli ho dato dei francobolli esteri e mi ha detto, appuntino, quando si rivende ciascuno per le collezioni. Mio padre, fingendo di leggere la gazzetta, lo stava a sentire e si divertiva. Egli ha sempre le tasche gonfie delle sue piccole mercanzie, che ricopre con un lungo mantello nero e par continuamente sopra pensiero e affaccendato, come un negoziante. Ma quello che gli sta più a cuore è la sua collezione di francobolli. Questa è il suo tesoro e ne parla sempre, come se dovesse cavarne una fortuna. I compagni gli danno del lavaraccio, dell'usuraio. Io non so, gli voglio bene, mi insegna molte cose, mi sembra un uomo. Coretti, il figliuolo del rivenditore di legna, dice che egli non darebbe i suoi francobolli neanche per salvare la vita a sua madre. Mio padre non lo crede. Aspetta ancora a giudicarlo, mi ha detto. Egli ha quella passione, ma ha cuore. Bene, carissimi, per oggi abbiamo finito la nostra lettura. Vi auguro di passare una bellissima giornata e vi abbraccio tutti, tutte con tanto affetto. A presto!